Per poter far sì che le cose migliorino bisogna aver coraggio. Addio a un uomo coraggioso. Addio al re delle giostre, addio ad Alberto Zamperla, il capitano d'industria che con le sue attrazioni geniali conquistò il mondo. Visione, capacità di guardare al futuro senza dimenticare le sue radici, i piedi ben piantati per terra, la sua terra, il Veneto. Della Repubblica di San Marco aveva uomini coraggiosi, Marcantonio Bragadin, per fare un esempio, gente di grande coraggio. E lui di coraggio ne ha avuto fino alla fine. Si è spento a 71 anni dopo una breve malattia che non gli ha dato scampo. Originario di Pieve di Soligo, era il patron della Fabbrica dei Sogni, la Zamperla di Altavilla Vicentina, fondata dal padre Antonio. Proprio ieri la società veneta aveva annunciato la realizzazione della montagna russa dei record, che raggiunge i 72 km/h, costruita nel parco dei divertimenti di Vancouver, in Canada. Oggi sono tanti i messaggi di cordoglio che arrivano dal mondo delle istituzioni, della politica, delle imprese, per l'uomo che portò il Made in Italy nel mondo. Una vicinanza e cordoglio da parte dell'amministrazione alla famiglia di Alberto Zamperla, ringraziandolo per tutto ciò che ha fatto per Vicenza e per portare il nome di Vicenza nel mondo. Un imprenditore geniale che con le sue realizzazioni in tutto il mondo ha onorato la nostra provincia. È un addio triste ma grato quello che diamo ad Alberto Zamperla, perché con le sue giostre ha portato in tutto il mondo il nome di Vicenza e del Veneto, facendo divertire le persone. Ha portato leggerezza e cibo per l'anima in tutti i paesi del mondo, insieme con la tecnologia sopraffina della sua creazione. Noi lo ricordiamo con grande affetto, anche pensando a tutti i concittadini ai quali ha dato un lavoro di alta qualità. Anche Altavilla saluta Alberto Zamperla, che con la sua azienda ha dato lavoro a tanti nella cittadina vicentina. Non sarà dimenticato. Lui, l'alpino con gli occhi che sorridono. Lui, l'uomo capace di trasformare i sogni in realtà con l'impegno, con il lavoro, con l'innovazione, con la dignità che ha lasciato come esempio, come testamento. E la dignità bisogna avere coraggio. E io trovo che molte volte non abbiamo il coraggio di prenderci le responsabilità, di essere coerenti nel fare quello che diciamo.